Era un bambino con la grandissima voglia di vivere che hanno tutti i bambini. Sono stati 7 anni di amore puro che ci ha regalato, e adesso abbiamo appunto paura da familiari dell'abbandono, di questo distacco. Aveva appena compiuto 7 anni il piccolo Andrea e nella voce dello zio paterno Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, c'è tutto il dolore di una famiglia rimasta orfana. Era un piccolo miracolo Andrea, così lo aveva definito mamma Laura in un post su Facebook il giorno del suo compleanno, il 28 gennaio scorso. Il bimbo, affetto da una malattia rara, è spirato lunedì all'ospedale di Vicenza, lui che di battaglie ne aveva vinte tante, sempre con il sorriso e con una forza disarmante. Proprio ai sanitari, zio Emanuele rivolge un ringraziamento dal profondo del cuore. E soprattutto i medici che lo hanno curato e l'hanno tenuto in vita fino adesso, dall'hospice di Padova alla nostra ULSS, alla nostra famiglia. L'ultimo saluto giovedì alle 15:30 al Duomo di Motta di Livenza, dove ad abbracciare i genitori, Laura e Domingo, saranno davvero in tanti. Ci sarà anche l'uomo ragno, il supereroe preferito di Andrea, quello che in carne ed ossa gli regalava dei piccoli ma preziosi momenti di gioia, come quelli che lui a sua volta distribuiva a chi gli stava accanto. Non sono riuscito a insegnargli a giocare a calcio o andare in bicicletta, però lui mi ha insegnato cos'è la famiglia, cos'è l'amore, cos'è l'affetto, e questo rimarrà per sempre.